Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, appassionati di grande basket, buonasera al Palasport Taliercio da Alberto Minazzi per l'anticipo della terza giornata di ritorno, 16ª del campionato di Serie A1 Tech Find. L'anticipo perché l'Umana Reyer, capolista in battuta che ospita la Molisana Magnolia Campobasso, andrà a giocare il raggruppamento di Eurocup e dunque la giornata che era inizialmente prevista per domenica è stata anticipata appunto a metà settimana, a mercoledì. Una partita nella quale farà il suo debutto al Taliercio Natasha Howard, l'ultima arrivata per la squadra di coach Ticchi, che è arrivata nella ottica del doppio confronto sia in campionato che in Europa. Non a caso nella Serie A1 Tech Find l'Umana Reyer dovrà ruotare le proprie straniere e in questo caso la sacrificata è l'inglese Temi Fagbenli, mentre Petronite e Anderson sono regolarmente tra le 10. Si è rinforzata anche la Molisana Magnolia Campobasso, matricola del campionato di Serie 1 che sta ottimamente figurando alla sua prima esperienza nella massima serie femminile. È arrivata a inizio di dicembre la giovanissima Quinones, l'equadoregna con la maglia numero 11, e da un mese poco meno è arrivata anche Ivana Tikvic, la croata, che aveva cominciato la stagione con la maglia di Ragusa. Dunque, pur trattandosi di una matricola, come dicevo, del campionato neopromossa in Serie A1 Tech Find Campobasso, è una squadra con moltissima esperienza. Non a caso tra le sue fila c'è Julie Nicole Voita, la statunitense che abbiamo visto in tanti campionati di Serie A1. C'è la capitana, l'italo-argentina Erika Sanchez, classe 76, addirittura con 30 anni di più rispetto alla compagna Quinones. C'è Ostarello, ci sono le due ex, Sofia Marangoni e soprattutto Maddalena Gaia Gorini, maglia numero 5, che ha disputato fino all'anno scorso la propria stagione con la maglia dell'Umana Reyer. Umana Reyer che è il miglior attacco con largo margine del campionato. Ovviamente la classifica vede ancora molti recuperi da disputare, ma l'Umana Reyer ha segnato 1404 punti in 15 partite, insomma si avvicina quasi al centello di media la squadra di coach Ticchi, che però ha dimostrato anche nell'ultima partita giocata in casa. Poi sono arrivate 2 vittorie in trasferte ravvicinate nel recupero di Battipaglia e poi nella trasferta di Costa Masnaga, che serve soprattutto la difesa, e la difesa la sa fare assolutamente l'Umana Reyer, che conferma il quintetto per almeno 4 quinti, perché la novità nello starting five formato da Carangelo, Anderson, Penna e Petronite è proprio l'ultima arrivata, Natasha Howard. Per Campobasso invece in campo Gorini con la maglia numero 5, Bonasia con la maglia numero 9, Ostarello con la maglia 32, poi abbiamo Ivana Tikvic come centro e Voita a completare il quintetto. Stanno ancora parlando con l'assistant coach Romano le giocatrici dell'Umana Reyer in maglia bianca. Adesso si avvicinano al centro del campo, scambiano i saluti con la terna arbitrale, che lo ricordo è composta da Almerigogna Nuara e Giulia Maria Forni, e con le avversarie in maglia nera e oro la squadra allenata da Domenico Sabatelli. È tutto pronto per la disputa dunque del match al Palasport Taliercio di Mestre, con Almerigogna che è pronto a sollevare la palla 2 nella contesa tra Tikvic e Petronite. L'ultima a toccare è proprio la lituana dell'Umana Reyer, e dunque, visto che il pallone esce dal campo, il primo attacco della partita sarà per la Molisana Magnolia Campobasso, con Gaia Gorini pronta ad effettuare la rimessa nella metacampo offensiva. Ovviamente va portato a 14 il cronometro dell'azione, così avviene adesso sul tabellone del Taliercio, e adesso il pallone verrà consegnato proprio all'ex di turno in maglia Magnolia Campobasso. L'attacco di Voita, il consegnato per Bonasia, marcata da Carangelo, il blocco di Tikvic, poi Ostarello, cambio di lato, circolazione di
Campobasso con il tentativo di Bonasia allo scadere dei 24 riesce a colpire il tabellone ma non trova i punti per sbloccare il match, così Elisa Penna a servire Howard, prova Natasha Howard a farsi largo, il gancio di Howard, l'errore, il rimbalzo di Ostarello che poi si fa sfuggire il pallone perché le compagne non la stavano guardando, arriva così la palla persa e il recupero che per l'Umana Reyer viene concretizzato da Ivan Henderson per il 3-0 dell'Umana Reyer. La tripla di Henderson sblocca il punteggio in questo anticipo della terza giornata della Serie 1 TechFind dal Palasport Liercio di Mestre. Gaia Gorini accelera e trova l'appoggio al tabellone, l'errore ma c'è il rimbalzo di Tikvic, il duello con Howard, buona difesa ancora dell'Umana Reyer anche se Campobasso recupera un altro rimbalzo offensivo sempre con Gaia Gorini, bella assist e l'appoggio al tabellone di Ostarello che non trova il fondo della retina, ma c'è un altro extra possesso che fa moltissimo arrabbiare coach Ticchi perché concedono tante occasioni alla Molisana che si sblocca con il canestro dalla media distanza di Bonasia per il -1 della formazione allenata da Domenico Sabatelli. Umana Reyer in attacco con Petronite e Henderson sul perimetro, l'uscita di Carangelo che si fa consegnare il pallone, si fa vedere anche Penna ma si preferisce andare dentro con Howard, ancora lo scambio con la playmaker, poi un'altra tripla aperta per Ivan Henderson e seconda tripla per la numero 12 dell'Umana Reyer che fa dunque 2 su 2 dall'arco e fa 6-2 per le Oro Granata. Dopo 2 minuti di gioco ci prova anche Bonasia da 3 punti ma è sfortunata col pallone che entra ed esce e il possesso questa volta è per l'Umana Reyer che corre con Howard marcata da Voita, mismatch favorevole per la numero 6 dell'Umana Reyer che si arresta al centro dell'area, poi scarica per Ivan Henderson, palla sotto Gigi Petronite, bel passaggio per Howard e i primi 2 punti al tagliercio di Natasha Howard arrivano su un bellissimo assist da parte di Gintare Petronite per l'8-2 dell'Umana Reyer. Ora in difesa con Tikvic, grandissima accelerazione, poi però cerca il sottomanno da troppo sotto il ferro, arriva l'errore, arriva il nuovo possesso per l'Umana Reyer, Howard restituisce il passaggio, la cortesia a Gigi Petronite, l'assist per il 10-2, ottima circolazione di palla dell'Umana Reyer in questo avvio di partita con già Campobasso a -8 e ovviamente 10 punti segnati in meno di 3 minuti per la squadra di coach Ticchi. L'accelerazione di Voita che batte Howard, ancora un sottomano che non riesce a trovare il fondo della retina, l'ultimo tocco nella lotta a rimbalzo proprio dell'ora inquadrata Natasha Howard, così il possesso rimane nelle mani della Magnolia con la rimessa dal fondo effettuata da Voita, a servire Tikvic, poi consegnato per Bonasia che apre il palleggio, scarica per Gorini, altro assist per Tikvic, la sposta con molto mestiere Howard che poi lancia il contropiede, intercetta per un attimo Gorini, poi c'è il fallo della difesa, lo spende la numero 10 Voita, il primo fallo della partita, primo fallo di Voita per Campobasso e dunque rimane in attacco l'Umana Reyer con Deborah Carangelo, 18 secondi sul cronometro dell'azione, che va a farsi consegnare il pallone per la ripresa del gioco. Il movimento delle giocatrici in maglia bianca, in difficoltà Carangelo riesce a servire Elisa Penna che spara da 2 punti e trova il fondo della retina, dando il vantaggio in doppia cifra all'Umana Reyer dopo 3 minuti di gioco, di 12-2, con la difesa che sta alzando anche l'intensità e attenzione perché c'è il fallo in difesa adesso da parte di Henderson che passa sul blocco di Ostarello e spende dunque il primo fallo per l'Umana Reyer, oltre che ovviamente il primo personale Gaia Gorini dal lato del campo con la rimessa in gioco a servire Voita, poi Bonasia che ha di fronte Carangelo, il blocco di Tikvic che poi rolla e viene servita sotto canestro, il duello con Penna, lo scarico ancora sul perimetro con Voita che si fa largo, questa volta lei con mestiere su Howard ma ancora sfortunata Campobasso nella conclusione e calpesta la linea di fondo Carangelo nella ripartenza in transizione e dunque il possesso rimane per le ospiti, la Magnolia la Molisana Magnolia Campobasso che effettua la rimessa dal fondo del campo, ancora con Voita, l'assist per Tikvic e questa volta arriva il canestro per Campobasso, dunque Tikvic fa 12-4, riporta sotto la doppia cifra il ritardo della formazione molisana.
il possesso di Howard, il pallone per Penna che prova ancora a giocare a due con Howard, buona lettura difensiva di campo basso, ma attenzione, c'è il fallo di Bonasia e dall'indicazione potrebbe addirittura essere un antisportivo. Vediamo la segnalazione da parte dell'arbitro, sì, è un antisportivo e dunque 2 tiri liberi per Carangelo, primo fallo di Bonasia che è stato dunque valutato antisportivo sul bel recupero difensivo di Deborah Carangelo, che avrà 2 tiri liberi, e poi Lumana Reyer resterà in attacco con la rimessa dal lato del campo. Segna il primo Deborah Carangelo, primo punto personale, 13° di squadra per Lumana Reyer che si riavvicina alla doppia cifra di vantaggio e la raggiunge con il 2-2 di Deborah Carangelo, 14-4 e possesso per Lumana Reyer, questa volta in attacco. Anderson era rimasta a aspettare il pallone nella metacampo difensiva, ma si riparte ovviamente dall'attacco con 14 secondi sul cronometro dell'Umana Reyer. Sono già diventati 8 sulla buona difesa della Molisana. Magnolia a campobasso, Howard, il pallone toccato con il piede da Ostarello, e adesso vengono riciclati i secondi a disposizione dell'attacco delle Oro Granata con Deborah Carangelo che va a farsi consegnare il pallone per la rimessa in campo. Dialogo anche con coach Ticchi nell'angolo del campo, il possesso con la tripla, ancora segno con una tripla Yvonne Henderson, la tripla di Henderson per il 17-4 più 13 Umana Reyer, nuovo massimo vantaggio. Gaia Gorini per Tikvic, ancora Vojta per la croata che si prende il tiro dalla media e trova il canestro. Tikvic 4 di fila per il centro della Magnolia, della Molisana Magnolia Campobasso, che torna a meno 11 con l'attacco di Petronite, lo scambio con Carangelo che si prende anche il tiro dalla media, un altro canestro per l'Umana Reyer che si sta avvicinando addirittura a 20 punti prima della metà del primo quarto. Qui Bonasia batte nell'1 contro 1 Carangelo e trova 2 facili in sottomano con coach Ticchi che è tornato a sedersi in panchina, e la formazione ospite che a metà del primo quarto torna a meno 11. Carangelo, lo scambio con Petronite, ancora l'accelerazione di Deborah Carangelo, il tentativo di assist per Howard, buona difesa di Gorini, e poi Howard altrettanto buona su Ostarello che era partita in palleggio. Tikvic ancora in attacco campobasso, l'assist per Vojta, bel movimento di Vojta e il canestro che riporta Campobasso sotto la doppia cifra di ritardo, 19-10, arriva alla doppia cifra di squadra invece la formazione della Molisana. Henderson ancora si prende un tiro, buono il tagliafuori di Tikvic con il pallone recuperato da Vojta, il lancio per Ostarello ad una mano, il cambio di lato del campo, si arrabbia moltissimo Sabatelli perché il pallone arriva direttamente nella sua panchina, dunque palla persa per la Molisana e extra possesso per l'Umana Reyer a 4-12 dal termine del primo quarto sul più 9 per la formazione veneziana. Attacca, intanto si alzano Pan e Bestagno dalla panchina di coach Ticchi, attacca l'Umana Reyer questa volta con Henderson in punta, il movimento di Penna, viene servita Carangelo, qualche contatto lontano dal pallone, adesso Penna spalla canestro, il movimento, il tiro morbidissimo da parte di Elisa Penna, solo fondo della retina, di nuovo vantaggio in doppia cifra per l'Umana Reyer, 21-10, 3:45 da giocare. Ostarello e lo scambio con Tikvic, la palla in angolo per Gorini che accelera sfruttando il buon blocco di Tikvic, segna Gorini, c'è stato un contatto lontano dalla palla che fa protestare Bonasia, comunque Gaia Gorini ha segnato e di nuovo l'elastico tra il più 9 e il più 11 continua sul Pallasport Taliaccio. Zona per la Molisana, Petronite prova a batterla con una penetrazione e riesce con il suo tipico movimento di avvicinamento al ferro Gigi Petronite a trovare il canestro del 23-12, si avvicina anche Beatrice Attura al cubo del cambio, dunque un triplo cambio non appena ci sarà un'interruzione del gioco per l'Umana Reyer. Sbaglia Vojta, tocca a rimbalzo Penna, la transizione di Yvonne Henderson che va nel pitturato, attacca Gorini e c'è il fallo, vediamo se di Tikvic o di Gorini, comunque sarà il primo fallo di una giocatrice, si tratta di Tikvic. Dunque il primo fallo di Tikvic, terzo di squadra per Campobasso, permette l'esecuzione di cambi, entra Marangoni intanto per Campobasso al posto di Bonasia,
per l'Umana Reyer in campo, come detto in precedenza, Attura, Pan e Bestagno, triplice cambio per l'Umana Reyer. Vediamo chi toglierà ancora tutte sul parquet. Esce intanto Penna, poi esce Howard e è uscita Deborah Carangelo. Dunque queste le tre giocatrici uscite prima dei due tiri liberi di Yvonne Henderson, che va a segno con il primo e arriva già alla doppia cifra personale. Yvonne Henderson, 10 punti per lei sui 24 dell'Umana Reyer, che ha doppiato in questo momento la molisana Magnolia Campobasso. 2 su 2 di Henderson e 25-12 torna al massimo margine già toccato sul 17-4 la formazione di coach Ticchi. Ora in difesa Marangoni, pressata da Attura. Anche Marangoni è un ex dell'Umana Reyer, così come Gorini. Tiene aperto il palleggio la numero 3 delle molisane, il pallone per Vojta, che apre il palleggio, poi cerca l'assist sotto per Tikvic, ha un mismatch favorevole contro Pan, non lo sfrutta con la via del canestro, ma guadagna comunque una rimessa dal fondo. Un confronto adesso tra Gorini e coach Sabatelli prima della rimessa in gioco, con 14 secondi a disposizione per l'attacco della molisana, che ha 13 punti da recuperare. Il pallone verso Gorini, perché c'è il recupero di Yvonne Henderson e l'appoggio al tabellone, il sottomano che costringe al time out la panchina ospite, perché siamo al massimo margine per l'Umana Reyer, 27-12 e 27 punti segnati in 7 minuti e mezzo. Da quello che lo abbiamo ricordato in fase di presentazione, è il miglior attacco della Serie 1 TechFind, e assolutamente lo stiamo vedendo anche in questa serata, in cui appunto sono già arrivati 27 punti. Vediamo adesso un coach Sabatelli piuttosto arrabbiato per la Magnolia, la molisana Campobasso, che si trova costretta a chiamare time out di fronte a un Umana Reyer che ha trovato fino a questo momento 11 punti da Henderson, 4 di Petronite, 4 di Penna, 4 di Carangelo e 2 di Howard, mentre per Campobasso ci sono 2 di Gorini, 2 di Tikvic e 4 di Bonasia. Scusate, 4 di Tikvic, 4 di Bonasia, 2 di Vojta. Percentuale di Campobasso è 35% dal campo, col 40% da 2, 0 su 2 da 3. L'Umana Reyer invece all'81% dal campo, 83% dal campo, 7 su 9 da 2 e 3 su 3 da 3. Queste le statistiche al time out richiesto dalla panchina di coach Domenico Sabatelli, con la molisana Magnolia Campobasso che riparte dal fondo del campo con Vojta. Non ci sono state sostituzioni in questa interruzione di gioco chiesta dalla panchina ospite, dunque si parte con gli stessi quintetti con cui si era andati al time out. E Marangoni in cabina di regia, pressata, serve per Gaia Gorini, chiama lei lo schema, il passaggio per Ostarello fuori dall'arco, ancora Gorini con il blocco di Tikvic che poi si allontana. Marangoni non si prende il tiro, preferisce andare ancora dal proprio centro. Adesso arriva la tripla di Marangoni, l'errore, rimbalzo di Ostarello che appoggia al tabellone, e ancora un rimbalzo offensivo concesso dall'Umana Reyer. Ostarello ne approfitta e fa 27-14 in uscita dal time out. L'attacco di Attura per Henderson, ancora lei, il primo errore da 3 punti, ma c'è Petronite con rimbalzo offensivo, il canestro non arriva, ma arriva il fallo di Ostarello, il fallo del bonus per la molisana. Primo fallo di Ostarello, è la quarta giocatrice di Campobasso che arriva a alla prima infrazione, il quarto fallo di squadra, dunque il bonus, mentre Umana Reyer ha speso solo un fallo con Henderson e adesso va in lunetta con Gigi Petronite. Sbaglia però il primo tiro libero il centro dell'Umana Reyer, che è a più 23, il massimo vantaggio, lo ricordo, sul 27-12 sul quale si è andati al time out in precedenza. Secondo libero a segno per la lituana e dunque 28-14 torna a doppiare le avversarie. L'Umana Reyer ancora in pressing con Attura su Marangoni, si è alzata di nuovo Elisa Penna per andare sul cubo del cambio, uscirà probabilmente Yvonne Henderson, conoscendo le rotazioni di coach Ticchi. Gorini, ultimi 7 secondi dell'azione per Campobasso, il mismatch tra Tikvic e Henderson e c'è un fallo sanzionato mentre è ancora ferma, il fallo è di Pan, mentre è ancora ferma Henderson, che ha riportato una botta nello scontro con Tikvic.
il primo fallo di Pan, secondo di squadra per l'Umana Reyer. Entra in campo Penna al posto di Henderson come previsto in precedenza e Ostarello con 2 tiri liberi, ma sbaglia anche lei il primo tentativo. Si rimane sul 28-14, 1-27 da giocare al Palasport Taliercio e fa 1 su 2 anche Ostarello. 28-15 dunque il punteggio quando siamo entrati nell'ultimo minuto e mezzo di gioco nel corso della prima frazione. Pan, il pallone per Penna, poi il tentativo di anticipo di Ostarello su Petronite, il passaggio per Bestagno che si trova davanti il muro formato da Tikvic e da Marangoni, arriva l'errore e la transizione per Campobasso con lo scarico per Gorini. La palla però è nelle mani di Francesca Pan che guida la controtransizione dell'Umana Reyer, l'assist ad una mano per Penna e poi la tripla di Francesca Pan, l'errore agganciata da Vojta a Bestagno, uno sguardo tra le due giocatrici. Dall'altra parte invece c'è lo sfondamento di Ivana Tikvic che è la prima giocatrice ad arrivare a 2 infrazioni. Brava qui Beatrice Attura a portare a casa il fallo, il secondo personale di Tikvic e dunque palla persa per la formazione ospite che è pronta ad inserire in campo con il numero 17 Bove. Dunque fuori Tikvic anche perché mancano solo 51 secondi e 9 decimi al termine del primo quarto e sarebbe pesantissimo arrivare alla prima interruzione con 3 infrazioni per il proprio centro titolare e il coach Sabatelli lo sa. L'attacco di Attura, lo scarico per Pan, poi il tentativo di assist per Penna, la palla deviata da Marangoni. Restano solo 9 secondi per l'azione di tiro all'Umana Reyer che ripartirà con la rimessa dal fondo di Beatrice Attura, maglia numero 30 dell'Umana Reyer. Il movimento di Bestagno che riceve sul perimetro, ha di fronte Vojta, ancora mani addosso da parte di Vojta, ancora non c'è fischio arbitrale, così una palla recuperata per la Molisana che si prende il tiro con Ostarello, sfortunata al rimbalzo di Petronite, a discrepanza di un paio di secondi tra il cronometro dell'azione e quello della partita, ma Attura decide di accelerare, appoggiare al tabellone e trovare 2 punti, i primi 2 della sua partita e i punti che riportano al doppiaggio delle avversarie l'Umana Reyer, anche se l'ultimo tiro nel corso del primo quarto sarà per Campobasso con Gorini, il passaggio indietro con il palleggio aperto, poi il tiro di Vojta sulla sirena, arriva l'errore e dunque dopo i primi 10 minuti di gioco al Palasport Taliercio il risultato dice Umana Reyer 30, la Molisana Magnolia Campobasso 15. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese.
Dunque 30 punti segnati in un quarto, questo è sicuramente un dato significativo, così come le percentuali: 68% dal campo con 66 da 2 e 75 da 3, 5 su 6 dalla lunetta, 7 i rimbalzi, di cui uno offensivo, e 7 anche gli assist per Umana Reyer, che ha perso solo 3 palloni. Per Campobasso invece le percentuali sono ovviamente più basse, con il 35% dal campo, 41% da 2, 0 su 4 da 3, 1 su 2 dalla lunetta, 11 i rimbalzi, di cui addirittura 7 offensivi per la formazione ospite, che ha servito 6 assist, scusate, 4 assist e ha perso 6 palloni. Questo è il riassunto statistico di una prima frazione che ha visto un equilibrio iniziale durato praticamente solo 1 minuto e mezzo, poi già il primo allungo per l'Umana Reyer sul 12-2 e il massimo margine, che è stato più volte ritoccato, arrivando appunto al più 15 sia sul 27-12 sia sul 30-15, sul quale si è concluso il primo quarto. Il conto della valutazione è 39-12 e sottolineiamo appunto il fatto che l'unica giocatrice con 2 falli è Ivana Tikvic della Molisana Magnolia Campobasso, e dunque parte proprio dalla panchina con l'avvio del secondo quarto il centro croato di coach Domenico Sabatelli. La palla sarà per l'Umana Reyer con Deborah Carangelo, anzi scusate, non con Deborah Carangelo, perché Carangelo è in panchina, con Francesca Pan. Adesso stiamo ancora rivedendo le azioni in replay, canestri in replay, perché doveva ancora terminare il minutaggio di sospensione tra un quarto e l'altro. Adesso Francesca Pan con la rimessa a cercare e trovare le mani di Beatrice Attura, marcata da Voita, accelera Attura, poi il pallone per Howard, che è tornata sul parquet al posto di Petronite, ancora circolazione perimetrale, Pan per Howard che va a duellare con Ostarello, poi si prende il tiro da 3 punti, arriva la tripla corta, la palla che esce dal campo. Temeva l'infrazione di doppio palleggio il centro proveniente dalla WNBA con la maglia numero 6 dell'Umana Reyer adesso, e la rimessa dunque sarà per Campobasso con Gaia Gorini, marcata da Penna, poi il pallone scambiato con Ostarello, ancora Gorini che si prende il tiro dalla media, la palla va a segno, e dunque il primo canestro del secondo quarto è della Molisana, con Gorini che fa 30-17. Howard per Pan Bestagno, e il duello con Ostarello, seconda giocatrice della partita, seconda di Campobasso ad arrivare a 2 infrazioni, e sta continuando a difendere a zona la squadra di Sabatelli. Vedremo appunto se continuerà a farlo per provare a contrastare l'Umana Reyer, mancando effettivamente il centro titolare, ovvero Tikvic. Probabilmente così cercherà di coprire maggiormente il pitturato, anche se adesso Ostarello sta marcando su Howard, che crea un varco per Elisa Penna. E attenzione, c'è però anche il fallo di Bestagno nella lotta a rimbalzo, il fallo di Bestagno che arriva con canestro convalidato, dunque Umana Reyer arriva a 32-17 grazie al canestro di Elisa Penna, ma c'è anche il primo fallo di Martina Bestagno, con il primo fallo di squadra per l'Umana Reyer. Gorini, lo scambio con Bove, poi il bel assist, il bel canestro in sottomano di Ostarello, che sta entrando assolutamente in partita. 32-19 più 13 Umana Reyer. Bestagno scarica per Attura, ancora palla in punta per Penna, poi Pan, la tripla non va, un contatto ancora una volta in attacco lontano dalla palla, ed è il secondo fallo in attacco consecutivo per la capitana Martina Bestagno, piuttosto nervosa in questa partita. Arriva il secondo fallo e dunque la palla persa per l'Umana Reyer, con coach Ticchi inginocchiato a bordo parquet, sta provando a dare lettura del momento della partita con la propria capitana piuttosto nervosa per una serie di contatti non sanzionati agli arbitri. Poi però è stata lei a commettere un paio di falli in attacco. Adesso la difesa dell'Umana Reyer ha alzato l'intensità, Gorini ci prova da 3 punti, arriva un tiro che a malapena scheggia il tabellone, palla che esce dal campo
rimessa per Umana Reyer, mentre la Molisana rimette in campo Bonasia e toglie proprio Gaia Gorini. Dunque cambio tra due playmaker, anche se ovviamente due playmaker di stazza ben differente, con Bonasia decisamente più piccola di Gorini. Howard ancora ad attaccare la zona 3-2 di Campobasso, lo scarico per Attura, ci prova da 3 punti, la tripla di Beatrice Attura, e dunque l'Umana Reyer arriva a nuovo massimo vantaggio 35-19. La zona 3-2 di Campobasso è stata punita dall'arco, ora dall'altra parte il tentativo di Ostarello che non va a segno. Howard che guida la transizione, Penna che spara da 3 punti e trova ancora un canestro dall'arco. Continuano le altissime percentuali dell'Umana Reyer dall'arco e arriva addirittura a doppiare nuovamente le avversarie a quota 38 contro 19, e prova ancora a cambiare qualcosa la panchina di Sabatelli, rimettendo in campo Tikvic. Non può fare a meno del proprio centro il tecnico della formazione molisana. Esce Ostarello che era in campo dall'inizio della partita e dunque va anche lei un po' a rifiatare. Resta in campo Bove che però passa a fare il numero 4, mentre Tikvic torna ad essere il centro della Magnolia, che attacca con Bonasia. Voita, lo scarico in angolo, il tentativo sbagliato da parte di Bove, il rimbalzo è per l'Umana Reyer con il lancio in contropiede. Bestagno riceve, poi sbaglia, rimbalzo di Tikvic, la lotta con Howard, aggressiva Natasha Howard, la freccia dice Campobasso, ma gli applausi vanno tutti a Natasha Howard che su una palla potenzialmente persa è andata almeno a recuperare il possesso alternato, e c'è l'esordio nella partita di Quinones con la maglia numero 11, giocatrice diciamo classe 2006, dunque giocatrice molto interessante questa di passaporto ecuadoriano. A terra Attura contro Bonasia e dunque ha una superiorità che però non viene sfruttata la molisana. Campobasso, l'attacco è nelle mani di Marangoni con 5 secondi per l'azione di tiro. Il Tikvic non si avvede del mismatch favorevole, c'è un extra passaggio, poi l'errore dall'angolo nel tiro da 3 punti di Bonasia e dunque l'Umana Reyer nuovamente in possesso di palla. Martina Bestagno aggredita da Bove, si fa largo, c'è un contatto, ancora non c'è il fischio, poi Howard che recupera il pallone ed è un gancio da parte di Natasha Howard per fare addirittura 40-19, arriva addirittura sopra i 20 punti il vantaggio dell'Umana Reyer con il quarto punto di Natasha Howard e appunto il 40° punto in 13 minuti e mezzo praticamente dell'Umana Reyer, che recupera ancora il pallone con Howard, addirittura un palleggio dietro la schiena, poi va a attaccare il ferro, l'appoggio al tabellone. Grandissima giocata di Natasha Howard e time out ancora per Campobasso, è il secondo per coach Sabatelli, ma la partita rischia di sfuggire già nel primo tempo alla formazione ospite, perché il vantaggio è di 23 punti con 19 punti segnati, che non sono pochissimi in 13 minuti, ma intanto Howard che parla con coach Ticchi mentre il time out con il resto della squadra viene gestito dal resto dello staff tecnico dell'Umana Reyer. Bella questa inquadratura che è stata colta dalla nostra regia, dicevo rischia di sfuggire definitivamente dalle mani di Campobasso la possibilità di rientrare nella partita, ma il merito è soprattutto dell'Umana Reyer, che sta tirando, lo ripeto ancora, con percentuali elevatissime, 69% dal campo, e di questo 69% c'è un 71% da 3 punti, 5 su 7, e sta crescendo anche a rimbalzo la formazione Oro Granata con 11 rimbalzi, di cui 10 difensivi, mentre Campobasso è ferma, o meglio è a quota 13 ma partiva da quota 11 e si è fermata soprattutto in quel che riguarda i rimbalzi offensivi. Rimangono 7 per la formazione della Molisana, che è già sul parquet, è entrata anche con la numero 14 la capitana Sanchez. Dicevo come ci siano 30 anni di differenza tra la numero 14 e la numero 11 di Campobasso. La capitana è una delle possibili stelle nascenti del basket e adesso effettua la rimessa dal fondo. Servita Bonasia, marcata da
Attura, rimane il quintetto dell'Umana Reyer, mentre appunto Campobasso ha inserito la capitana Sanchez, aggressiva ancora la difesa dell'Umana Reyer su Marangoni, poi Tikvic che parte dal palleggio e c'è il contatto con Natasha Howard, c'è anche il canestro da parte di Tikvic, dunque buona azione per Campobasso, 42-21 più primo fallo di Natasha Howard che dà il tiro libero supplementare al centro croato. Il fallo di Howard, il terzo di squadra per l'Umana Reyer in questo secondo quarto. Tikvic sbaglia il libero supplementare, rimbalzo è di Bestagno con l'aggressività di Sanchez, ma il pallone è per l'Umana Reyer che attacca con Pan. Il tiro di Francesca Pan non va a segno, poi la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Natasha Howard, giusta la decisione arbitrale di dare il pallone alla Molisana, con adesso anche Giulia Natali che si alza dal panchina dell'Umana Reyer. Entra dunque la giovane esterna dell'Umana Reyer, tra le protagoniste della vittoria a Costa Masnaga nell'ultima partita giocata. Natali prende il posto di Penna, che aveva a sua volta preso il posto di Henderson, dunque torna una guardia nello spot di numero 2, non un'ala come Elisa Penna, ma è una soluzione che viene ripetuta più volte dall'Umana Reyer in questa stagione. Intanto Tikvic, ancora lei, si fa largo su Howard e trova il canestro. Buon momento della Molisana Campobasso che torna sotto i 20 di ritardo, 42-23, mentre ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Giulia Natali, il pallone per Howard che fronteggia ancora Tikvic, questa volta su questo lato del campo danza Howard, appoggia al tabellone, un bel canestro di Natasha Howard per il 44-23 e sono già 8 punti per la giocatrice arrivata dagli States per l'Umana Reyer. Marangoni, l'assist sotto per Tikvic, Pan la contiene, poi la tripla sbagliata da Quinones, il rimbalzo di Howard, la riapertura per Attura che guida la transizione, poi Bestagno, il duello con Sanchez, la lotta tra le due capitane. Bestagno scarica sul perimetro a Natali, fa saltare Marangoni, poi si prende il tiro dalla media e Giulia Natali trova un bel canestro. Sta crescendo moltissimo questo ottimo prospetto del basket italiano, lo ricordiamo. Intanto c'è quasi il recupero ancora proprio da parte di Natali, giocatrice che ha grandissimo potenziale, mentre rientra Gaia Gorini per Campobasso al posto di Marangoni. Dicevo, è una giocatrice su cui punta molto l'Umana Reyer, l'ha prelevata quest'estate da Vigarano, è un ottimo prospetto anche per l'intero basket italiano. Intanto Bonasia, l'errore da 3 punti, rimbalzo di Tikvic che sbaglia ma recupera un altro rimbalzo offensivo e sbaglia però ancora il rimbalzo di Howard per l'Umana Reyer che guida la transizione con Attura, no look per Pan che poi litiga con il pallone e arriva la palla persa, peccato per l'Umana Reyer, ma c'è la controtransizione adesso per Campobasso. Bonasia, il tiro dalla media e dunque torna a meno 21 la Molisana sul 46-25, è arrivata a più 23 l'Umana Reyer ancora una volta in questa partita. Pan sbaglia dalla media, pronto a rientrare c'è Deborah Carangio, dunque un altro contropiede per la Magnolia. Stavolta Bonasia sbaglia, la lotta a rimbalzo premia Campobasso proprio grazie a Quinones e si riparte da Gaia Gorini, marcata da Attura, il blocco di Tikvic che poi si avvicina al ferro ma la palla rimane sul perimetro. Bonasia, accelerazione sotto mano, buon momento per Campobasso che dal meno 23 ha trovato questo parziale di 4-0 e torna dunque sotto i 20 di ritardo rispetto all'Umana Reyer. Natali per Pan, 3 minuti da giocare, pronto a rientrare anche Henderson. Bestagno mette palla a terra, attacca Sanchez e porta a casa il fallo che le concede 2 tiri liberi. È il primo fallo di Sanchez, il secondo di squadra per la Molisana. Doppio cambio che arriva per l'Umana Reyer, entrano Carangelo e Henderson ed escono Attura e Pan e dunque dimostra la propria d'utilità l'Umana Reyer in questo caso, perché se prima ha giocato con 2 ali piccole, intanto segna il primo libero Martina Bestagno, primo punto della sua partita, dicevo 2 ali piccole negli spot di 2 e 3, adesso gioca con 2 guardie, esattamente Henderson e Natali in queste posizioni. 2 su 2 di Bestagno, mentre è rientrata Ostarello invece per Campobasso che adesso è tornata a meno 21.
stiamo avvicinando agli ultimi 2 minuti di gioco con l'attacco della Molisana da Gorini a Quinones. Poi Ostarello, l'anticipo di Giulia Natali in difesa, la rimessa con soli 4 secondi a disposizione delle ospiti, rimessa dal fondo del campo che sarà effettuata proprio da Quinones. Il movimento e l'assist per Gorini che viene persa da Natali. Gorini ne approfitta e trova il canestro per il 48-29, pronta ad entrare Gigi Petronite per l'Umana Reyer che ha comunque 19 punti di vantaggio. Natali, il pallone perso nel tentativo di scarico Howard, ancora Gorini che corre in contropiede, poi l'assist per Quinones, il bel movimento ma non fortunato, la palla non va a segno, c'era una rimessa per Campobasso, ma prima c'è l'ingresso in campo nuovamente di Gigi Petronite che prende il posto di Martina Bestagno. Dunque si riforma la coppia titolare Howard Petronite sotto le planche per l'Umana Reyer che è ancora in difesa. Sanchez, il tiro dalla media, mano morbida per la capitana di Campobasso che continua il buon momento dal 46-23, si è arrivati adesso al 48-31, dunque un parziale di 2-8 per le ospiti. Petronite, palla sotto per Howard che attacca Ostarello, si toglie Ostarello sapendo di avere 2 falli e per Howard è un gioco da ragazze per trovare il canestro del 50-31. Ci sono ancora 2 minuti da giocare, arriva la doppia cifra Howard, arriva un fischio arbitrale proprio contro di lei, è il secondo personale per il centro del maglia numero 6 dell'Umana Reyer ed è anche il fallo del bonus per le Oro Granata che sono in difesa. Gorini, bella assist per Ostarello ma bellissima stoppata da parte di Howard con la transizione di Carangelo che cerca un assist un po' azzardato in mezzo alle gambe dell'avversario, arriva la palla persa ed è pronta a entrare anche Laura Meldere per l'Umana Reyer, prende il posto proprio di Natasha Howard che viene applaudita dalle compagni. In campo c'è Meldere e la Molisana toglie Ostarello e ritorna in campo con la maglia numero 17 Bove. Dunque Ostarello va in panchina per questi minuti finali di primo tempo sul più 19 Umana Reyer, riceve il primo pallone della sua partita Laura Meldere, il consegnato per Carangelo che cambia direzione, poi l'assist ad una mano per Natali che non ha paura, va dentro e porta a casa il fallo di Quinones, ma è lontana dal bonus la Molisana. Il primo fallo di Quinones è il terzo soltanto di squadra, dunque ne ha un altro da spendere nel minuto e mezzo scarso che manca da qui all'intervallo lungo al Palasport Aliercio in questo anticipo della terza giornata di ritorno delle Serie 1 TechFind femminile italiana. Il pallone per Petronite che porta a casa il fallo di Sanchez, una botta in bocca per Sanchez che ha speso sì il fallo ma si è fatta male lei. Secondo fallo di Sanchez, bonus anche per Campobasso, ma soprattutto il fallo è arrivato in azione di tiro, dunque Gigi Petronite ha a disposizione 2 tiri liberi per riallungare oltre i 20 di vantaggio per l'Umana Reyer. Segna il primo e adesso sono 20 per l'Umana Reyer, 5-1, 3-1, secondo libero per il centro Oro Granata e 2 su 2 questa volta per Petronite per il 52-31. L'attacco di Gorini, il recupero da parte di Giulia Natali che va su, appoggia il tabellone, sfortunata, ma c'è Anderson con il rimbalzo e dunque comunque resta in attacco l'Umana Reyer con Anderson, ancora Petronite, l'assist per Carangelo, il fallo di Bonasia, ancora una botta al volto, Bonasia va a sincerarsi delle condizioni dell'avversaria, è il secondo fallo di Bonasia, deve stare attenta perché ha già speso un antisportivo, in caso di secondo antisportivo sarebbe espulsione. Comunque ripetiamo, qui ha cercato il pallone anche se è stata piuttosto decisa nell'intervento, mentre esce Bonasia ed entra in campo Voita. Dicevo, intervento deciso ma comunque entro i limiti della sportività e dunque giustamente solo 2 tiri liberi, non anche possesso ulteriore per l'Umana Reyer. Carangelo sbaglia però il primo libero, si resta sul 52-31. Ricordiamo che l'Umana Reyer ha chiuso il primo quarto a 30, dunque ha appena superato i punti fatti dalle avversarie in un solo quarto la Molisana, quanto manca un minuto a poco più al termine invece del primo tempo.
Gorini, lo scambio con Sanchez, ancora Gorini che sfrutta il blocco di Bove, lo scarico ancora per Sanchez, tripla, piedi per terra per Sanchez, trova un bel canestro da 3 punti, ripeto, senza staccarsi da terra, trova dunque il fondo della retina, dimostra una morbidezza di mano assoluta in questa conclusione. 5 punti per lei, 21 di ritardo per la Molisana, che restano, scusate, 19 di ritardo per la Molisana, e non arriva il canestro per l'Umana Reyer. C'è la transizione di Gaia Gorini che preferisce ragionare, ormai ci sarà il tempo per un possesso dell'Umana Reyer, dunque Gorini preferisce costruire un'azione ragionata. La tripla ancora di Sanchez, ancora segno la capitana di Campobasso, che dunque si riavvicina 53-37, ultimo possesso del primo tempo, e per l'Umana Reyer c'è un fallo da spendere, anzi no, è arrivata già al bonus, chiedo venia, la Molisana, e c'è il primo fallo di Gaia Gorini con 2 tiri liberi a disposizione di Deborah Carangelo per ricucire, perché il parziale dal 53-31 è di 0-6 grazie alle 2 triple messe a segno da Sanchez. Il primo libero di Carangelo non va a segno e dunque si resta 53-37 più 16 per l'Umana Reyer. Secondo tiro libero per la playmaker Or Granata. Carangelo fa 1 su 2, 5-4-3-7, c'è 3 secondi e mezzo per prendersi un tiro per le ospiti. Ci prova Gaia Gorini da metà campo e quasi va vicina al canestro, ma all'intervallo lungo il punteggio dice Umana Reyer 54, la Molisana Magnolia Campobasso 37. Noi ci entreremo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Amici sportivi, appassionati di grande basket femminile, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, ben ritrovati dal Palasport Tagliaccio da Alberto Minazzi per il secondo tempo di questo anticipo della 16ª giornata, terza di ritorno della Serie 1 Tech Find femminile tra l'Umana Reyer Venezia e la Molisana Magnolia Campobasso. Come vedete in sovraimpressione più 17 dopo i primi 20 minuti di gioco per la capolista, fino a questo momento imbattuta del campionato, del massimo campionato femminile di A1, ma va detto che nella seconda metà del secondo quarto Campobasso è riuscita a rientrare in partita dopo essere piombata a meno 23 dal 46-23 subito dopo il giro di boa del secondo quarto, con un primo parziale di 2-8 e un secondo di 0-6 grazie alle triple di Sanchez. Le squadre sono andate all'intervallo lungo sul 54-37, che è sempre una montagna da scalare anche considerando l'oggettiva forza dell'Umana Reyer, ma dimostra come la formazione di coach Sabatelli non abbia nessuna intenzione di farsi travolgere dalla capolista del campionato, che diciamo ha già cominciato nel migliore dei modi la serata con un 70-39 di valutazione, con
Yvonne Henderson, che è la top scorer con 13 punti, e Natasha Howard al suo esordio al Taliercio con 10 punti, le uniche due in doppia cifra. C'è poi Elisa Penna a 9 e Gigi Petronite a 7. Invece per Campobasso ci sono 3 giocatrici a 8 punti. Ivana Tikvic, che però ha già 2 falli e dunque è stata un po' condizionata in questo. Ha 2 falli anche Valentina Bonasia e 8 punti anche per la capitana Erika Sanchez. Manreyer che tira dal campo 63% con il 71,4% da 3 punti, e Campobasso invece è 39,5% dal campo, 18,2% da 3 punti, ma sta dominando a rimbalzo, meglio sta vincendo la gara a rimbalzo, perché ci sono 20 rimbalzi a 16 e soprattutto 11 rimbalzi offensivi per la Molisana Magnolia Campobasso, e dunque diciamo che sta giocando una più che onesta partita la formazione allenata da Domenico Sabatelli. Per quel che riguarda, appunto, abbiamo detto i punti individuali, e per quel che riguarda invece l'andamento della partita abbiamo già detto come Manreyer abbia via via fin dall'inizio progressivamente allargato, 10-2, poi 17-4, 25-12, 30-15 al termine del primo quarto. Ulteriormente avanti le Oro Granata, che hanno più volte doppiato le avversarie con i nuovi massimi margini sul 35-19, 38-19, 42-19 e 46-23. Poi appunto il finale di quarto che Manreyer si è sì aggiudicata 24-22, ma che ha dimostrato una grande capacità di lottare da parte delle ora inquadrate ragazze in maglia nera e oro. 20 minuti al termine della partita, con l'Umana Reyer in campo con lo stesso starting 5 con cui aveva iniziato la partita. Risponde anche la Molisana Magnolia con Bonasia, Gorini, Voita, Ostarello e Tikvic. L'Umana Reyer in campo invece con Carangelo, Henderson, Penna, Petronite e Howard. La rimessa dal centrocampo è per l'Umana Reyer, perché la palla 2 iniziale è stata vinta dalla Molisana Campobasso, ma poi c'è stata una freccia a favore delle giocatrici ospiti, e subito è Henderson ad attaccare servendo Petronite, che finge il tiro, poi lo scarico per Howard, grande uso al piede perno, ma il gancio è lungo e dunque il rimbalzo è per Gaia Gorini, con coach Ticchi che parla verso la panchina sull'esecuzione tecnica qui di Howard, che ha usato, ripeto, benissimo il piede perno, ma poi ha sbagliato il sottomano, e dunque c'è l'attacco per Campobasso nelle mani di Ivana Tikvic. Il pallone servito sotto da Voita, Ostarello, bella assist per Tikvic, l'errore dalla media al rimbalzo di Howard, e Carangelo a guidare la transizione, l'apertura per Yvonne Henderson, mette palla per terra la top scorer del match, poi c'è Petronite, uso del piede perno, appoggio al tabellone, morbidissimo il tiro di Gigi Petronite per il 56-37 più 19 di nuovo per l'Umana Reyer. Il possesso di Bonasia, lo scarico per Gorini, buona difesa dell'Umana Reyer. Voita ci prova da 3 punti, arriva la tripla di Voita per una Campobasso che non molla. È solo a quota 5 Voita, ma sono 56-40, meno 16 per le ospiti in avvio di secondo tempo. Elisa Penna, lo scarico per Carangelo, ci prova anche lei da 3 punti, cross, il pallone recuperato da Howard ad una mano, il passaggio per Carangelo, poi Henderson, mano morbida anche per Yvonne Henderson, ed il canestro per l'Umana Reyer del 58-30, 58-40, ma stavo guardando in campo il recupero difensivo concretizzato da Penna per l'Umana Reyer. Carangelo ancora a Penna, poi Yvonne Henderson, lo scambio con Howard che le porta il blocco, le apre una voragine, sbaglia però Howard, scusate, sbaglia Henderson sul bel blocco di Howard. Il pallone è per la Molisana con Bonasia, lo scarico per Gorini, mette i piedi per terra, prende la tripla e continua questa gara del tiro da 3 punti in questo secondo tempo. Il canestro di Gorini 58-43, arriva addirittura a meno 15 la Molisana, e dunque si sta provando a
riavvicinare ulteriormente alle avversarie. Anderson mette palla per terra contro Vojta, il movimento di Yvonne Anderson, il tiro sbagliato, il rimbalzo di Ostarello, il contropiede della Molisana rallentato perché la difesa è già schierata, poi prova a accelerare Vojta, lo scarico per Tikvic, il passaggio per Bonasia, porta Vojta, il blocco per la tripla di Bonasia, anzi è da 2 punti il canestro, ma continua il break di Campobasso, 58-45, meno 13. Lumana Reyer deve sicuramente riprendere a giocare con un certo livello anche in attacco. Sbaglia invece Anderson, il rimbalzo è da parte, chiama subito time out coach Ticchi, rimbalzo di Ostarello, poi Vojta che attacca, scarica per Ostarello, la tripla di Ostarello non va, il rimbalzo è di Anderson che chiama a sé Carangelo per la costruzione del gioco dell'Euro Granata dopo poco più di 3 minuti di gioco nel secondo tempo. Penna, il passaggio per Carangelo che ci prova da 3 punti, la tripla è corta, il rimbalzo però è di Petronite, extra possesso nel duello con Tikvic, lo scarico per Howard, prova anche lei da 3 punti, ancora palla dentro e fuori, ma un altro rimbalzo offensivo da parte di Carangelo che porta a casa il fallo di Vojta. Vojta qui ha un po' dormito, viene punita dalla buona giocata di Deborah Carangelo. C'è il secondo fallo di Vojta, primo di squadra per Campobasso, e time out per Lumana Reyer perché, lo ripetiamo, in questo secondo tempo ha approcciato decisamente meglio la Molisana Campobasso. 4-8 il parziale del quarto che, lo ripetiamo, sommato a quel finale di primo tempo che ha detto 8 per Lumana Reyer e 14 per le avversarie, fa un 12-22 che non diciamo che abbia già riaperto la partita, ma la sta tenendo aperta, e quindi diciamo che gli urli da parte di coach Domenico Sabatelli di fronte ai momenti di maggior difficoltà delle proprie giocatrici hanno portato dei frutti positivi per la Molisana che vuole giocarsela fino in fondo contro l'imbattuta capolista Lumana Reyer, e ovviamente coach Ticchi non vuole lasciare nulla di intentato e ha chiamato il time out per parlare proprio alle giocatrici in maglia organata e riorganizzare le idee in vista di questa seconda metà di quarto. Il pallone servito dal lato del campo dal fondo del campo per Lumana Reyer, con la rimessa di Deborah Carangelo, servita a Natasha Howard, ancora Carangelo che accelera, lo scarico per Anderson, poi Penna ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo ancora di Tikvic con la transizione di Vojta, la tripla di Gorini, e ancora continua la formazione molisana con 11 punti di Gorini e la tripla che vale il meno 10, 58-48. Adesso il fallo di Tikvic è il terzo fallo da parte di Ivana Tikvic, fischio importante in un momento in cui la partita si potrebbe riaprire, e dunque rimane comunque in campo Ivana Tikvic. Il pallone per Elisa Penna, lo mette a terra, poi si prende il tiro dalla media, un altro errore piuttosto imprecisa in questo secondo tempo la formazione dell'Umana Reyer con Bonasia, il pallone per Ostarello, l'uso del piede perno, il tiro di Ostarello arriva sotto la doppia cifra, il ritardo della Molisana, il canestro di Ostarello vale il 58-50 e deve assolutamente cambiare marcia se vuole Lumana Reyer rimettere tranquillità sul tabellone del tagliercio. Ci prova ancora Carangelo da 3 punti, una preghiera da 3 punti di Deborah Carangelo, ma ce l'ha nelle sue doti. Questo tiro da lontanissimo, rischia adesso la palla persa la formazione molisana, ma Ostarello mantiene il possesso del pallone dopo che è ritornata la doppia cifra di vantaggio per Lumana Reyer. Bonasia, l'assist, legge bene Penna la difesa, recupera il pallone Anderson, lo scarico sul perimetro, ancora Carangelo, ancora una tripla aperta e la palla che va dentro. Deborah Carangelo, 2 triple consecutive
e time out per Campobasso, perché nel momento del massimo sforzo sono arrivate queste due triple di Deborah Carangelo, 64-50, con Deborah Carangelo che è arrivata anche lei alla doppia cifra con questi due canestri da 3 punti, 12 per lei, poi ce ne sono 15 di Anderson, 10 di Howard, 9 di Petronite, 9 di Penna, 2 di Bestagno, 2 di Natali, 5 di Attura. Non hanno ancora segnato Pan, che è stata in campo 10 minuti, e la giovane Laura Meldere in campo 1:37 nel corso del primo tempo. Per quel che riguarda invece la Molisana Campobasso, sono 12 di Gorini, 10 di Bonasia, 8 di Tikvic, 7 di Ostarello, 5 di Voita, più gli 8 di Carolina Sanchez dalla panchina, per un totale di 50, e oggettivamente essere 64-50 a metà del terzo quarto, quando il punteggio a metà del secondo quarto era 46-23, significa che è cambiata la marcia della Molisana, con coach Sabatelli che ha voluto ovviamente provare a interrompere questo tentativo di nuovo allungo dell'Umana Reyer, che sì, con un vantaggio in doppia cifra, ma ha capito che di fronte a una squadra tutt'altro che arrendevole. Vedremo dunque un finale di quarto e poi un finale di partita mentre si rialza Francesca Pan dalla panchina Oro Granata, in cui c'è la possibilità di vedere una partita, scusate la ripetizione, nel senso che non sarà scontato come si poteva presagire guardando la classifica e guardando la gara d'andata. Però Campobasso non è più quella squadra, è una squadra che non è più una matricola ma è una realtà della Serie A1 TechFind, e lo sta dimostrando. Voita, il tiro dalla media a segno, e continua l'ottima percentuale nel secondo tempo di Campobasso, che torna subito a interrompere il mini break di 6-0 firmato da Deborah Carangelo con le due triple dall'arco. Yvonne Anderson, si vede un varco davanti, va al sottomano a Candela, ma l'errore, il rimbalzo di Howard, il tiro di Gigi Petronite, arriva il canestro di Gigi Petronite. Di nuovo più 14 per l'Umana Reyer e doppia cifra anche per Petronite, arrivata a quota 11 con questo canestro. Il pallone nelle mani di Tikvic, poi Ostarello, c'è un contatto lontano dalla palla, il fallo è di Elisa Penna, è il primo dell'Umana Reyer in questo quarto e anche il primo personale per Elisa Penna. Ecco il cambio, fuori Penna, dentro Francesca Pan, cambio che era già stato deciso in precedenza, e Pan va a pressare sulla rimessa di Voita. Il possesso di Gorini, lo scambio con Bonasia che va via in velocità, poi scarica per Gorini, sempre da quella mattonella e sempre a segno Gaia Gorini con la tripla che rifà meno 11 per la Molisana Campobasso. 15 punti per Gaia Gorini, ex di turno. Howard riesce a farsi largo e c'è l'infrazione di passi sulla buona difesa di Ostarello che le ha tolto, come si dice in gergo, la sedia, e dunque prima del canestro di Howard l'infrazione che porta alla palla persa per l'Umana Reyer, alla possibilità di tornare sotto la doppia cifra di ritardo per le ospiti, che si affidano ovviamente a Gaia Gorini in cabina di regia, marcata da Anderson. Gorini supera la metà campo, poi scambia con Tikvic, ancora Gorini dalla media, ancora Gorini a segno, e Gaia Gorini fa il meno 9, 6, 6, 5, 7, 3, 17 da giocare. Anderson alza la parabola, l'errore ancora una volta di Yvonne Anderson, rimbalzo di Ostarello, poi Bonasia a guidare la transizione per la Molisana, lo scambio con Tikvic, si fa vedere ancora Gorini ma capisce tutto Petronite che intercetta il pallone, lo recupera Anderson, attacca il ferro e arriva il canestro in contropiede per l'Umana Reyer da parte di Yvonne Anderson. 6-8-5-7, cambio per la Molisana. Entra Marangoni per una Gorini che va un po' a rifiatare dopo essere stata sicuramente tra le protagoniste di questo rientro della squadra ospite. Rientra Carolina Sanchez, la capitana, al posto di Tikvic, doppio cambio dunque per coach Sabatelli. Sanchez che si è fatta vedere con ottime conclusioni dall'arco e ovviamente è una giocatrice all around, perché gioca tendenzialmente vicino al ferro, anche se adesso sta portando un blocco sul perimetro a Bonasia che non ha paura di Howard, poi però non riesce a trovare la migliore angolazione per il sottomano. Rimbalzo dell'Umana Reyer, Carangelo, lo scarico per Pan,
Petronite chiede palla Anderson, si torna invece da Francesca Pan sotto ad Howard, che si trova addirittura Petronite a difendere quasi su di lei. Uno scontro tra le due giocatrici in maglia bianca, la palla recuperata per la Molisana. Bonasia ci prova da 3 punti, un'altra tripla per Campobasso, un quarto incredibile per Campobasso. Qui è Bonasia che arriva a 13 personali e fa 6-8, 6-0, meno 8, ritorna dunque al minimo ritardo nel secondo tempo la formazione ospite. Grande assist di Howard che non va referto però perché sbaglia il sottomano. Deborah Carangelo, la transizione ancora di Bonasia marcata da Pan. Ostarello va in punta da Sanchez, ancora un scarico sul perimetro. Sanchez da 3 punti sbaglia il rimbalzo di Howard che riesce a anticipare una volenterosa Bonasia. Chiaramente nulla può contro lo strapotere fisico di Natasha Howard. 1 minuto e mezzo al termine del terzo quarto, si rialza Beatrice Attura per la Lumana Reyer, pronta ad entrare in campo, mentre Yvonne Anderson si prende il tiro, lo sbaglia, ma Howard a rimbalzo offensivo, il canestro di Natasha Howard e dunque il canestro del 7-0, 6-0. Ostarello per Bonasia, ancora sul perimetro, il fallo in attacco speso da Carolina Sanchez, se non vado errato è il terzo fallo di Sanchez e c'è il cambio per Lumana Reyer, quello annunciato. Ritorna in campo Attura e esce ovviamente la pari ruolo Carangelo, rientra invece Quinones e Bove per la Molisana. Tornata meno 10, pronta ad entrare anche Bestagno per Lumana Reyer. Una serie di cambi per le due formazioni in questo finale di quarto. C'è il recupero di Marangoni su Attura, il lancio in contropiede con Quinones che attacca il ferro ma trova troppa forza nella conclusione, arriva all'errore Anderson dall'altro lato del campo. Sul più 10 Lumana Reyer, ultimo minuto, palla per Gigi Petronite, il fallo speso da Bove è il primo personale, il fallo del bonus per la Molisana. Cambio annunciato ancora in precedenza, quello che vedrà l'ingresso in campo da parte di Martina Bestagno. Prende il posto penso di Gigi Petronite, anche se nessuna delle giocatrici si è ancora avvicinata alla panchina, infatti esce Gigi Petronite e si riprende scusate, con la rimessa dal fondo del campo per Beatrice Attura. 41 secondi da giocare, 16 per l'azione dell'Umana Reyer che si affida ancora a Natasha Howard. L'uso e attenzione, il fallo in attacco di Howard che sgrana gli occhi. Siamo dall'altro lato del campo, non ci consentiamo la valutazione. Il terzo fallo di Howard arriva in attacco, dunque secondo di squadra, ma palla persa per l'Umana Reyer che avrà comunque almeno un'altra opportunità. Rientra intanto Gaia Gorini con la maglia numero 5 al posto di Voita e la rimessa dal fondo è per Campobasso a meno 10 a 35 secondi dal termine del terzo quarto che dunque si aggiudicherà la formazione della Molisana. Magnolia, Ostarello, il pallone ancora sul perimetro, lo scambio con Bove che va a servire Gaia Gorini, si fa largo su Anderson, l'assist per Bove e c'è il fallo in attacco da parte di Bove, benissimo posizionata Francesca Pan che porta a casa lo sfondamento. Secondo fallo di Bove, quindi lo sfondamento su Francesca Pan. Era già il bonus Campobasso, ma ovviamente non c'era il possesso dell'Umana Reyer e dunque potrà gestire con l'azione l'ultimo attacco del quarto la squadra Orogranata, come al solito in casa in maglia bianca. Yvonne Anderson prova ad andare via Quinones, ancora Anderson, lo scarico ma nelle mani di Gaia Gorini che ci prova da metà campo, questa volta ben contrastata, e dunque dopo i primi 30 minuti di gioco l'Umana Reyer è sì avanti sulla Molisana Campobasso, ma solo di 10 punti. Umana Reyer 77-0, la Molisana Campobasso 66-0.
Dunque, partendo dal 54 a 37, il parziale dice 16 per l'Umana Reyer, 23 per la Molisana Campobasso, che dunque ha continuato quell'inerzia della partita cominciata nella seconda metà del secondo quarto ed è rientrata in partita, perché a meno 10 chiaramente è ancora tutto in gioco, trascinata da una Gaia Gorini da 17 punti con 4 su 5 da 2, 3 su 5 da 3, ma anche 13 di Bonasia, 8 di Tikvic, 7 di Vojta, 7 di Ostarello e 8 di Sanchez. Per l'Umana Reyer sono 4 le giocatrici in doppia cifra, 17 di Yvonne Henderson, che però ha abbassato decisamente le percentuali, 42% adesso dal campo per lei, 12 di Carangelo, 12 di Howard, 11 di Petronite. A questi si aggiungono i 9 di Penna, i 2 di Bestagno, i 2 di Natali e i 5 di Beatrice Attura. Umana Reyer che tira dal campo col 50% da 2, 53% da 3, 78% dalla lunetta, 26 rimbalzi di cui 7 offensivi, 15 gli assist, 10 le palle perse. Per quel che riguarda invece la Molisana Campobasso, abbiamo un 45% dal campo, 48% da 2, 39% da 3, 33% ai tiri liberi, 29 i rimbalzi. Resta dunque avanti la formazione di coach Sabatelli con 18 difensivi e 11 offensivi, 19 assist, e qui va meglio addirittura dell'Umana Reyer, anche se ci sono 2 palle perse in più, 12 contro 10. E si è riavvicinata anche la valutazione, perché è 83 a 70 rispetto al 70 a 39 dell'intervallo lungo. Tutto questo sono i primi 30 minuti di gioco. Adesso seguiremo gli ultimi 10 qui al Taliercio per l'anticipo della terza giornata di ritorno della Serie 1 femminile Tech Find tra l'Umana Reyer Venezia, capolista in battuta, e la Molisana Magnolia Campobasso, che ha il possesso in questo primo attacco. Adesso è Gorini a servire Tikvic, che prova ad andare via ad Howard, la buona difesa di Howard, poi la palla recuperata da Gorini, che si prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Beatrice Attura, che è tornata dunque sul parquet e costruisce l'azione di gioco. L'assist per Henderson, un po' azzardato il tentativo di passaggio da parte di Beatrice Attura, si scambia il 5 con la capitana Martina Bestagno. Sarebbe stata una grandissima giocata, purtroppo il pallone è risultato però troppo lungo e non è riuscito così ad agganciarlo Yvonne Henderson per la palla persa dell'Umana Reyer. Attura adesso mette pressione su Gorini, che scambia con Tikvic, con Ostarello. Tikvic consegna per Marangoni, ancora Vojta per Ostarello, ultimi 5 secondi dell'azione, il gancio di Ostarello, l'errore, il rimbalzo di Natasha Howard, che va a terra, messa a terra da uno sgambetto involontario chiaramente da parte di Ostarello. È il terzo fallo di Ostarello. Per fortuna non si è fatta nulla Natasha Howard, che è caduta piuttosto pesantemente a terra, ma chiaramente si è trovata a mancare il piede d'appoggio, e adesso si riparte con una rimessa dal fondo dalle mani di Francesca Pan per Beatrice Attura, marcata da Marangoni, supera la metà campo, Attura chiude il palleggio, scambia con Howard, ancora Beatrice Attura che cerca e trova la capitana Martina Bestagno, Yvonne Henderson, ultimi 8 secondi dell'azione per l'Umana Reyer, prova ad accelerare, Henderson si arresta allo scarico, la buona difesa di Tikvic, il recupero di Campobasso ed è Vojta a guidare la transizione, poi Marangoni per Vojta, fuori per Ostarello, buona difesa dell'Umana Reyer. Adesso Vojta in faccia d'Attura, è un cross, la palla è nelle mani di Francesca Pan, che guida lei stessa la transizione, poi si arresta perché la difesa è già schierata. Beatrice Attura, ancora Pan per Bestagno, cambio di lato, Natasha Howard finge di prendersi il tiro, ultimi 8 secondi, va nuovamente da Attura. 5 secondi, 4 per l'azione di tiro, è in difficoltà l'attacco dell'Umana Reyer, ci prova Francesca Pan, arriva l'errore quasi sulla sirena, il rimbalzo di Tikvic, il punteggio è sigillato sul 70-60, sono già trascorsi 2 minuti nel corso dell'ultimo quarto. Gaia Gorini prova a farsi largo, appoggia tabellone, sbaglia anche lei, il rimbalzo di Howard, pronta a rientrare Petronite per l'Umana Reyer con Yvonne Henderson che guida la transizione, c'è un contatto non falloso per gli arbitri con Gorini, poi lo scarico per Pan, Bestagno, spalla canestro, pronta a rientrare anche Giulia Natali per l'Umana Reyer, bel movimento di Bestagno che porta a casa il fallo, ed è il fallo numero 4 se non vado errato da parte di Ivana Tikvic.
Ed ci sono anche i cambi intanto in campo, ovviamente obbligato, anzi no, rimane in campo Tikvic. Confermato il fallo di Tikvic, che adesso esce ovviamente dal campo, entra Sanchez, e per l'Umana Reyer è entrata Natali al posto di Henderson, e in lunetta abbiamo Bestagno, mentre Petronite ha preso il posto di Howard. Primo punto dell'ultimo quarto lo mette a segno con il primo tiro libero la capitana dell'Umana Reyer, Martina Bestagno, 7-1, 6-0, e fa 2 su 2 Bestagno, dunque 7-2, 6-0 più 12 Umana Reyer, con Natali che prova a pressare su Marangoni. Ancora Marangoni, bella la difesa di Attura, che riesce a toccare il pallone ma non a impossessarsene, pronta ad entrare Bonasia per la Molisana. Prende il posto proprio di Marangoni con l'attacco di Campobasso, che ha a disposizione 15 secondi rispetto ai 7.34 che mancano alla fine della partita. Gorini, lo scambio con Bonasia, ancora Bonasia con il palleggio, Voita va da Gorini, il duello con Attura. Gorini si avvicina al ferro, poi il tiro di Ostarello, la tripla sbagliata, rimbalzo di Beatrice. Attura, si è bloccato l'attacco di Campobasso in questo ultimo quarto, anche se l'Umana Reyer ha segnato solo dalla lunetta, ma ha un margine di 12 punti e gestisce l'attacco con Beatrice Attura. Cambio di direzione sotto mano che non va per l'ex di Vigarano, l'ultimo tocco è proprio suo nel contrasto con Ostarello. Non è d'accordo la numero 30 dell'Umana Reyer, ma tant'è, gli arbitri hanno consegnato il pallone alle ospiti, che ripartono dunque alla ricerca del primo canestro dell'ultimo quarto per provare a tenere accesa la fiammella della speranza. Meno 12 con 7 minuti a giocare. Ostarello si trova al muro di Petronita davanti, la palla recuperata dall'Umana Reyer. Attura per Bestagno, e ancora una buona lettura difensiva, questa volta da parte di Voita, che dà a Gorini, mette palla per terra Gaia Gorini, ed ecco i primi 2 punti del quarto per Campobasso, che torna a meno 10, pronta ad entrare Yvonne Henderson per l'Umana Reyer. Palla nelle mani di Giulia Natali per l'attacco delle padrone di casa. Beatrice Attura litiga con il pallone, poi lo mette per terra. Ancora un anticipo difensivo di Ostarello, ultimi 5 secondi per il tiro dell'Umana Reyer. Attura penetra, scarica, Natali spara da 3 punti e la tripla, il buzzer beater da parte di Natali, e l'Umana Reyer trova molto fiato da questo più 13 trovato da Giulia Natali. 5 punti per lei nella partita e 13 di vantaggio per i suoi colori. Ostarello, il pallone servito a Gorini, tocca palla a Pan, poi Ostarello spara da 3 punti e continua la lotta tra le due squadre. La tripla di Ostarello vale il 7-5-6-5, non molla la formazione di Campobasso qui al Taliercio. Ancora mani addosso della difesa con Bonasia su Attura, il contatto questa volta è falloso da parte di Bonasia, che si era riuscita prima a difendere con intensità senza spendere il fallo. Qui invece spende il terzo personale, il terzo di squadra anche per la Molisana. Rientra in campo Henderson al posto di Attura. Dall'altra parte è invece rientrata in campo Marangoni con la maglia numero 3. Rimane in attacco l'Umana Reyer sul più 10 con la rimessa dal fondo affidata alle mani di Yvonne Henderson. L'assist per Martina Bestagno, che attacca il ferro, trova il canestro, trova il fallo di Sanchez, il quarto fallo di Sanchez. Si lamenta coach Sabatelli, convalidato il canestro di Bestagno per il 7-7-6-7, e il quarto fallo da parte di Sanchez e anche il fallo del bonus per la Molisana prima del tiro libero supplementare nelle mani della capitana dell'Umana Reyer, che completa il gioco da 3 punti e fa 7-8-6-5 più 13, dunque torna ad allungare leggermente le mani sulla partita la squadra di coach Giampiero Ticchi. Ultime velleità per Campobasso, e si affida ovviamente a Carolina Sanchez, la sua capitana, la sua espertissima capitana, che fa subito 7-8-6-7, arrivando alla doppia cifra. Yvonne Henderson, lo scambio con Martina Bestagno, che apre e chiude il palleggio, un contatto lontano dal pallone. Attenzione al fischio arbitrale,
il fallo è di Marangoni e dunque solo il primo personale, ma c'è il bonus già speso e dunque si andrà in lunetta. Il primo fallo di Marangoni, infatti è il quinto di squadra contro nessuno dell'Umana Reyer, e Gigi Petronite ha dunque dalla linea della carità l'opportunità di rispondere al canestro trovato da Sanchez in precedenza. Segna il primo, dunque Petronite fa 7-9, 6-7 per l'Umana Reyer più 12, siamo praticamente al giro di boa dell'ultimo periodo, secondo libero per la lunga lituana che fa 2 su 2 e dunque 80-67, non riesce a riavvicinarsi in questo ultimo decisivo quarto la molisana, che attacca adesso partendo da Marangoni, l'accelerazione di Vojta viene lasciata libera di andare al sottomano, cerca il rovesciato, lo sbaglia e il rimbalzo per l'Umana Reyer già dall'altra parte del campo. Pan vuole sbloccarsi e lo fa con una tripla estremamente pesante in questo momento della partita. Primi 3 punti per Pan, ma sono 16 di vantaggio per l'Umana Reyer che difende sull'attacco di Marangoni. Scarico per Sanchez, ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Henderson, sta un po' patendo adesso la molisana a Campobasso, prova ad approfittarne l'Umana Reyer con Sanchez che riesce a sporcare solo il pallone per la rimessa dal fondo dell'Umana Reyer, ma prima c'era il time out per Campobasso, perché lo ripetiamo, se il punteggio è rimasto sempre lì attorno ai 10 punti di ritardo per buoni tratti di questo ultimo quarto, adesso è più 16 con possesso per l'Umana Reyer e ovviamente trascorrendo i minuti, ne mancano meno di 5, 4 e 23 esattamente, coach Sabatelli vuol parlare alle proprie giocatrici per affrontare al meglio questo finale di gara. Con il canestro di Pan è solo Laura Meldere, che peraltro è la meno impiegata con 1 minuto e 37 tra le giocatrici dell'Umana Reyer a non essere andata a segno. Ci sono 17 di Anderson, 13 di Petronite, 12 di Carangelo ed Howard, 9 di Penna, 7 di Bestagno, 5 di Natali e Datura, 3 di Pan e appunto 0 di Meldere. Dall'altra parte c'è la top scorer della partita, perché se Anderson ha fatti 17, Gorini è a 19, con Bonasia a 13 e Ostarello a 10. Dunque le italiane di Campobasso protagoniste, e poi abbiamo gli 8 di Tikvic, il 7 di Vojta e i 10 di Sanchez uscita dalla panchina, mentre Marangoni, Quinones e Bove non hanno segnato e Gvo non è stata nemmeno schierata per ora nel match. Si ritorna in campo, dunque c'era una rimessa dal fondo per l'Umana Reyer che conferma il quintetto e conferma la duttilità, perché Anderson ha giocato anche da 3 in questa partita, adesso è la playmaker, non a caso è lei che va ad effettuare la rimessa dal fondo del campo con 17 secondi a disposizione del cronometro dell'azione. Bestagno, lo scambio con Natali, la buona difesa di Bonasia, ma ritorna Henderson a recuperare il pallone, cambio di direzione, palla per Petronite, brutto passaggio qui da parte di Henderson, il recupero difensivo di Vojta e Gorini a costruire l'attacco in uscita dal time out, possiamo dirlo, del proprio tecnico. Dunque vedremo che schemi offensivi avrà disegnato coach Sabatelli. La difesa del Umana Reyer cerca di portare via secondi all'attacco della molisana, l'errore di Vojta, il fallo di Bonasia, anche lei al quarto fallo, anche lei a bonus speso, anche lei concede 2 tiri liberi a Gigi Petronite. Comincia a farsi un po' problematica, anche se mancano meno di 4 minuti al termine della partita, la situazione falli per la molisana. Carangelo riprende il posto intanto di Natali sul parquet. Dicevo, problemi di falli sicuramente per la molisana a Campobasso, 4 di Tikvic, 4 di Bonasia e 4 di Sanchez con 3 di Ostarello. 2 tiri liberi per Gigi Petronite, che invece di falli non ne ha spesi nemmeno uno e segna anche questo tiro libero per il suo 14° punto personale. 8-4 per l'Umana Reyer, che è tornata a più 17 a meno di 4 minuti alla fine della partita. 2 su 2 di Gigi Petronite, 8-5-6-7 Ticchi che parla a Natali, ogni perla di saggezza che può infondere nelle proprie giocatrici sicuramente non si tira indietro coach Giampiero Ticchi, ed è così che si costruisce una leadership imbattuta come quella dell'Umana Reyer. Qui Ostarello che inventa un bellissimo canestro, perché porta anche a casa il fallo di Petronite. Il canestro di Ostarello fa 8-5-6-9.
Ripeto, è il primo fallo di Petronite, avevo detto in precedenza che non aveva spesi, ma anche soltanto il primo fallo per l'Umana Reyer nel quarto, arriva a 3 minuti e mezzo dalla fine. Ostarello sbaglia per giunta il libero supplementare, pronta a rientrare Laura Meldere. Dunque partita che nonostante gli sforzi di Campobasso rischia di essere già incanalata verso l'ennesima vittoria della capolista Umana Reyer, e Martina Bestagno mette un altro tassello verso il successo, si avvicina anche lei alla doppia cifra, sono 9 i punti per lei, sono 18 quelli di vantaggio per l'Umana Reyer, con Tikvic nuovamente sul parquet, la tripla di Gorini questa volta non va, il rimbalzo di Henderson, scorre il cronometro, l'attacco di Carangelo con la tripla sbagliata, la lotta a rimbalzo, Petronite recupera il pallone, poi sbaglia clamorosamente l'approccio al ferro, rimbalzo di Ostarello, la transizione di Bonasia, l'assist per Tikvic marcata da Pan, si fa largo, Tikvic chiedeva che gli fosse fischiato il fallo Francesca Pan, non c'è il fischio, quindi c'è il canestro di Tikvic. 8-7, 7-1, 16 per l'Umana Reyer, che dunque andrà, possiamo dirlo ormai a 2 minuti e mezzo dalla fine della partita, ad affrontare la bolla di Eurocup, mentre sbaglia Petronite ma recupera il rimbalzo e segna un nuovo canestro Gigi Petronite. Dicevo, andrà alla bolla di Eurocup in Francia da capolista imbattuta del campionato italiano. Deve 8-9-7-1 il punteggio in questo momento della partita, dunque forse leggermente sotto media offensiva l'Umana Reyer, che adesso concede anche in difesa un facile canestro a Ostarello, arrivata a 14 punti personali, 8-9-7-3, e Melder è sempre lì sul cubo del cambio in attesa di un'interruzione per fare il suo ingresso sul parquet. Yvonne Henderson accelera, appoggia il tabellone, tutto quasi fin troppo facile per Yvonne Henderson. 9-1-7-3, eccoli i cambi, rientra Meldere per l'Umana Reyer, rientra Quinones per la Molisana e Meldere prende posto di Petronite, dunque due giovanissime in campo in questa finale di partita, con l'Umana Reyer comunque a quota 91 nonostante le fatiche fatte contro questa encomiabile Molisana Magnolia a Campobasso. Primo fallo di Carangelo, ma ce ne sono altri due volendo da spendere per l'Umana Reyer, e dunque è pronta a rientrare intanto Elisa Penna, si va a sedere sul cubo del cambio, l'attacco di Bonasia, poi spara da 3 punti Ostarello, che sente di aver sbagliato, segue il rimbalzo ma la palla è nelle mani comunque di una sua compagna Tikvic, che va sul fondo, trova il muro di Bestagno e c'è il terzo fallo di Martina Bestagno che manderà in lunetta Ivana Tikvic. Terzo fallo di Bestagno, terzo di squadra per l'Umana Reyer, ed ecco il cambio già annunciato dentro Penna. Anzi no, il fallo è di Meldere, dunque primo fallo di Meldere, non il terzo di Bestagno. Penna prende il posto di Yvonne Henderson con Tikvic in lunetta. Sbaglia però ancora un libero la Molisana, che resta ferma a 73 contro i 91 dell'Umana Reyer. Secondo libero di Ivana Tikvic, la croata sbaglia ancora, ma c'è il rimbalzo almeno toccato inizialmente da Ostarello e riesce a costringere all'errore Elisa Penna. Dunque la rimessa sarà in attacco per le ospiti, mentre coach Ticchi si gira verso la panchina per parlare nello specifico con Gigi Petronite. Ultimi dettagli di questo anticipo di Serie 1 TechFind, terza giornata di ritorno con l'Umana Reyer che consolida la leadership imbattuta del campionato e recupera anche un altro pallone con Elisa Penna, il sottomano in contropiede per ritornare a più 20, 9-3, 7-3. L'attacco uno degli ultimi della partita, perché stiamo avvicinando all'ultimo minuto di gioco per la Molisana a Campobasso, con la costruzione del gioco, toccato il pallone da Elisa Penna. La rimessa sarà dunque per le ospiti con 10 secondi per l'azione di tiro, ne mancano 59 e 4 decimi, dunque praticamente un minuto al ritorno negli spogliatoi, con l'attacco nelle mani di Tikvic per Campobasso. Buon movimento, poi scarico sul perimetro, ancora Gorini, la lettura difensiva di Carangelo, spara Bonasia, l'errore, la lotta a rimbalzo, Meldere schiaffeggia il pallone che resta però nelle mani di Campobasso. Ancora scorrono i secondi, 39 da giocare con il possesso per la Molisana. Bonasia va
all'interno dell'area. Il fallo è di Carangelo ed è il fallo del bonus per l'Umana Reyer, il secondo fallo di Deborah Carangelo. Dunque, volendo, in 35 secondi ci saranno tiri liberi per la Molisana in caso di falli dell'Umana Reyer. Vedremo se deciderà di spenderne ancora la squadra organata. Sì, lo fa con Elisa Penna, che dunque manda in lunetta Gaia Gorini. Sicuramente un bel ritorno da ex per la giocatrice fino all'anno scorso in forza all'Umana Reyer, maglia numero 5, 2 tiri liberi per Gaia Gorini, che è stata tra le protagoniste nel miglior momento della Molisana Campobasso, quello che ha permesso di tenere aperta a lungo la partita. Poi l'allungo finale in cui l'Umana Reyer ha fatto valere le proprie maggiori qualità. Gorini fa 2 su 2 e arriva addirittura a 21 punti personali. Ottimo score per la numero 5 della Molisana, forse l'ultimo attacco questo per l'Umana Reyer, con Francesca Panna l'assist per Bestagno, la palla letta da Ostarello, sotto ancora per la capitana Martina Bestagno, appoggia al tabellone di nuovo il più 20. Vedremo se nell'ultimo attacco riuscirà la Molisana a scendere sotto questa soglia. Si arresta Bonasia, poi il tiro da 3 punti di Tikvic, e sì, ce la fa. Dunque Campobasso almeno riesce a contenere parzialmente il divario, finisce 9-5-7-8 al Taliercio. Adesso l'Umana Reyer si tuffa nell'Europa, l'Umana Reyer capolista, ma gli applausi questa sera li merita assolutamente anche la Molisana. Magnolia, Campobasso. Da Alberto Minazzi, dal Taliercio è tutto, grazie ancora e alle prossime partite delle Oro Granata.